Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Emergenza incendi, il parco della biodiversità e il centro ippico di Catanzaro circondati per ore dalle fiamme, interventi complicati dei vigili del fuoco coadiuvati dagli elicotteri di Calabria Verde per evitare che le strutture fossero danneggiate da un vasto rogo di origine quasi certamente dolosa. 2 elicotteri hanno sorvolato a lungo la zona del Parco della Biodiversità e del centro ippico Valle dei Mulini di Catanzaro, aree circondate per ore dalle fiamme che hanno distrutto ettari di macchia mediterranea, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. Un rogo di origine dolosa, ha detto il presidente della provincia Bruno, al termine dei primi riscontri. L'ennesimo gesto insano che ha procurato danni ingenti al patrimonio ambientale e ha rischiato di distruggere 2 strutture importanti della città. Non è stato facile domare le fiamme per le squadre dei vigili del fuoco impegnate con 4 autobotti. Nella prima fase il rogo ha costretto all'evacuazione dei visitatori presenti nel parco, mentre il centro ippico è dotato di un impianto antincendio che lo ha riparato dalle fiamme. L'incendio ha interessato anche la viabilità del capoluogo, lambendo la tangenziale che porta verso l'ospedale pugliese. La presenza di arbusti ai lati della strada ha favorito l'incedere delle fiamme che sono risalite dalla vallata. Verso le 20 è rientrata l'emergenza e gli uomini di Calabria Verde hanno cominciato a lavorare per bonificare e mettere in sicurezza la zona, per evitare che da qualche focolaio, complice il vento, il fuoco riprendesse vigore. Fiamme distruttive anche sull'Alto Tirreno Cosentino, cittadini costretti a Santa Maria del Cedro ad anticipare l'intervento dei vigili del fuoco, improvvisandosi pompieri. A Praia a Mare un incendio ha interessato il Monte Vingiolo, minacciando il santuario dove è custodita la Madonna della Grotta. L'effigie della Madonna è stata trasportata in un luogo sicuro, lontano dalla cappella, circondata dalle fiamme. Ancora a rischio il Parco del Pollino, lambito da un rogo appiccato in contrada Petrosa a Castrovillari e fermato poco prima che raggiungesse la 2 Salerno-Reggio Calabria.